Cesare, ripercorriamo un po' la tua infanzia, come è nato il tuo amore per i cavalli e ovviamente anche gli inizi della tua carriera. Tuo padre, se non sbaglio, aveva una scuderia, quindi tu sei di casa, hai frequentato l'ippodromo fin da piccolo, quindi parliamo proprio degli inizi e di questo amore per i cavalli. Sì, mio padre tuttora ha una scuderia, adesso a Modena, e fin da piccolo ho sempre frequentato la scuderia di mio papà. Ho iniziato a lavorare in scuderia molto presto, ho lasciato la scuola presto e mi sono avventurato girando un po' di scuderie, non solo quella di mio padre, perché appunto volevo conoscere più possibile. E dove hai iniziato? E poi ti chiedo anche gli spostamenti dalla Sicilia, sei venuto qui al nord, insomma hai girato un po' di posti. Essendo palermitano, il mio idolo era Biagio Verde e quindi a 15 anni sono entrato in scuderia da lui, sono rimasto lì per un po'. Ecco, parliamo appunto anche di tutte le persone che sono stati importanti nella tua carriera e soprattutto nella tua crescita. Importanti di sicuro mio padre, che mi ha sempre sostenuto nelle mie scelte sbagliate e giuste, che è sempre stato dalla mia parte. Mi ha lasciato è stato fondamentale lasciarmi libero, avendo lui scuderia di un po' di cavalli, mi ha lasciato andare dove volevo e come volevo, realizzando il mio desiderio. Il tuo primo spostamento dalla Sicilia qual è stato? Il primo spostamento è stato con i miei cavalli, perché poi ho aperto scuderia una volta che ho preso la licenza e ho fatto una stagione qui a Cesena nel 2014. È andata discretamente. Fin da piccolino sognavo di correre a Cesena, perché venivo qua nelle stagioni estive con mio padre, erano gli anni 90, fine degli anni 90, e l'ippodromo di Cesena è sempre stato uno spettacolo sotto tutti i punti di vista, e quindi entrare in pista a Cesena ed ho vinto anche qualche corsa, mi ha fatto piacere, cioè è una cosa bella per me. Parliamo dei momenti difficili, tu come li affronti anche da una sconfitta, come ti rialzi? Io personalmente mi esamino, cerco di capire dove ho sbagliato e da lì ti viene la voglia di rifarti, di fare meglio, appunto. Ma tu le competizioni come le vivi? E poi ti chiedo anche se sei un po' scaramantico e se hai un approccio più istintivo o riflessivo. Prima della corsa non sto lì a pensare troppo, perché non mi aiuta. Mi piace stare tranquillo, sereno e pensare al momento prima di entrare in pista. Sì, ovviamente guardo la corsa, gli avversari più che altro e le possibili chance. Ti chiedo quali sono i tuoi obiettivi nell'immediato e il tuo sogno nel cassetto. Obiettivi nell'immediato è continuare con ottimi di risultati soddisfacenti come ho avuto in quest'ultimo anno, sempre nel mio piccolo, non successi importanti, però mi hanno dato forza di andare avanti e di credere sempre di più in quello che faccio. E sogno il cavallo della vita, che non sogno chissà quante vittorie, ma un cavallo che mi faccia vincere le corse che desidero. Tutto qua. Invece i tuoi interessi fuori dalla pista, lo so, l'abbiamo sempre detto che avete un lavoro che vi porta via molto tempo, però se hai qualche hobby fuori dall'ippodromo? Ma appunto hai detto bene, noi lavoriamo tante ore al giorno e quando abbiamo delle ore libere guardiamo corse di cavalli, quindi è anche un hobby, uno stile di vita, è tutto per noi. Però mi piace, se devo fare qualcosa di diverso per staccare un po', mi piace il calcio, seguo il calcio, faccio qualche partitella tra amici, niente di che, però da ragazzino ho giocato, ma mi piace. Sei anche tifoso? Beh sì, del Palermo. Ecco, dopo questa parentesi ti chiedo invece che cosa consigli ai giovani che vogliono intraprendere questa strada. Ai giovani consiglio di lavorare tanto, perché con i cavalli
finisci mai di imparare, non sei mai arrivato, c'è sempre qualcosa di nuovo, di lottare tanto per i loro obiettivi, per il sogno di non arrendersi, di lasciar perdere la gente che prova a metterti sotto e di andare dritto, che se credono in quello che fanno qualcosa viene fuori.